La discussione sono fondamentalmente tre e sono un po' i punti cardinali dai quali ho preso le mosse qualche ora fa, anche se sulle facce di alcuni di voi sembra passata la scure di un decennio, e cioè obiettivi, accesso e valutazione. Sono i tre profili attraverso cui si declina la parola meritocrazia. Avere chiari gli obiettivi da raggiungere, scegliere le persone migliori per conseguirli, valutare in progress la loro idoneità. Non prendiamo coscienza che un po' tutti coloro che stanno qui presenti sin dall'inizio, molto numerosi, ma che si chiamano Sara o Graziello, Peppe o Ugo, Francesco, Valerio, Anno, Paolo, Giulio, Maria Teresa e quanti altri che stanno qua, se non assumete un criterio che già siete classe dirigente e che alcuni sono destinati inevitabilmente a diventarlo, per una questione di età innanzitutto, il ricambio sarà obbligatorio, c'è una parte della classe dirigente di base. Dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare. Tutto questo parlare di pubblica amministrazione come una cosa distante, di possibilità di riforme che non si capisce bene come fa, certamente il galleggiamento già ci sta portando all'affossamento, cioè l'avvitamento in basso, il gorgo sta già, non è che non succede niente, cioè quando crolliamo sarà il problema, non so che cosa verrà, crollo delle banche, non ci saranno più moneta fisica, non so, qualche cosa in Europa non può continuare così come sta, almeno di questo ho una percezione netta. Noi tutti in ogni ambito, si tratta di quello familiare, aziendale, siamo classe dirigente. Io anche se non fossi assessore mi sentirei classe dirigente, quantomeno per le imprese che ho da seguire giornalmente. Ugo idem con patate, Francesco idem con più patate. Quindi che ci sottraiamo al compito di dire, scusate, ma se dovessimo arrivare per un sogno, mettiamo che io c'ho un amico che è il sindaco di Bari, voi lo sapete, no? Che mi ha dato grandi poteri, cioè, esercitati in tutte le aziende, le livelli dittatoriali, eccetera, eccetera. Un giorno ci troviamo in una grande cavalcata. Lui diventa prima deputato europeo, oltre che sindaco di Bari, l'anno successivo governatore della Puglia, poi nel partito diventa segretario del partito e primo ministro. Seguite, andiamo, boh. Il giorno che arriviamo là, tutti qua contenti, noi siamo convinti, vincenti, tutte quelle puttanate che si dicono continuamente, ci siamo chiesti che cosa ci andiamo a fare. Perché questo lo voglio capire prima. Vi dispiace questo fatto? Non mi interessa sapere, ma guarda, là è difficile, là sta... Madonna, domenica santa, cioè ti porterei volentieri, diciamo, se mi sarà data la possibilità di portarti insieme alla marcia su Roma nuova, hai capito? Però tu puoi fare, ho capito, stasera, fuorché il dirigente sindacale, perché tu sei un sindacalista, i diritti acquisiti e te siete due cose antagoniste. Mi fa piacere, chiaramente, come sentiment mi trovo più vicino a te che, diciamo, rispetto a tanti altri, però noi dobbiamo sapere che cosa ci andiamo a fare come classe dirigente, cioè noi già lo siamo, non abbiamo il collante culturale di che cosa andiamo a fare, di che cosa facciamo giornalmente nelle nostre aziende, nelle nostre associazioni, nelle nostre strutture economiche, politiche, familiari e quant'altro, per il bene comune. È questo il collante che manca. Si tratti di raccolte differenziate, si tratti di come promuovere i ragazzi più bravi, o forse, come dice Berlusconi, anche le più belle, perché no? O i più belli tra i ragazzi, sono anche criteri meritocratici questi, perché lo dovete negare? Che credete? Che sia così scemo da non capire che la democrazia dipende anche dai matrimoni successi per caso? Cioè, un fattore, o dobbiamo stabilire che la politica matrimoniale si fa per meritocrazia di famiglie? Ma voi siete matti? Perché non avete mai sentito di nobili che siano sposati ai camerieri e siano venuti fuori geni dopo? Avete mai sentito parlare che di un Vittorio Emanuele II che fosse era figlio innaturale
è stato il più grande re d'Italia, mentre poi tutto il resto della famiglia Savoia, al di là di Carlo Alberto, erano persone quasi impresentabili dal punto di vista internazionale. E sapete che ci sono diversi campi di democrazia, di competizione, di tutto. Ne possiamo parlare. Noi, non verso le classi dirigenti, no ragazzi, questa è ipocrisia, verso noi come classe dirigente, parte della classe dirigente, sicuramente della città di Bari, di una parte della provincia. Prendere coscienza di questo significa cominciare a vedere i provvedimenti, i comportamenti, l'esecuzione di questo, perché a noi tutti toccherà, a seconda dell'età, ma quelli che ci stanno venendo dopo, anche più di più, prendere anche provvedimenti, firmare o le cose più dolorose o le cose più piacevoli, assumere, decidere che cosa fare, scontrarsi anche. A questo punto il collante dove sta? Il collante chiaramente non è solo la meritocrazia, ci siamo presi un po' per scemi oggi, non è così, io non ci credo molto, perché di tutto avete parlato fuorché il collante da dirigente, che dà il senso della meritocrazia, cioè la capacità di portarsi gli altri dietro. Perché se un dirigente non fa collante, portandosi dietro tutti, non scatta la solidarietà sociale, perché non esiste una classe dirigente indipendente dal popolo. Non esiste una classe dirigente in cui il popolo non possa ritrasformare la classe dirigente. Da qualunque tipo di famiglia può venire un genio, come può venire un bel ragazzo, una bella ragazza. Se dimentichiamo questo, stiamo fregati noi. Allora, chiaramente, quello che si chiama il disequilibrio sociale è una costante, ne dobbiamo prendere atto. Il problema è dove andiamo a parare, dove andiamo a finire, ma questo ce lo risolviamo alle prossime puntate. Grazie.